Sabato 23 novembre per il campionato Juniores Elì U19 Girone A al campo di Santa Lucia si incontrano il Team Santa Lucia e il bando Junior. Non ho molto tempo e non conosco i giocatori, mi limiterò perciò a descrivere la partita almeno come l'ho vista io. In questo primo tempo c'è stata una netta superiorità del Baldo Junior. Hanno chiuso il tempo col vantaggio di 1-0, ma poteva andarci molto peggio. Guardiamoci le azioni principali e confidiamo di rimediare nel secondo tempo. Che bella palla! Bravo Davide! È una gamba tesa questa! Bravo Leo! Bravo! 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 Pietro! Bella! Eccolo arriva! Ah, che bellissimo! Mamma mia! Bravo! Bravo! Dai che buono, dai che buono! Caro mio, da lì. Dai, va bene, Corso, su! Anche che massa gente per qua, ragazzi! Nel primo lato giubbotto più alto. Dopo il primo tempo in cui si è visto solo Baldo e che si è chiuso con il vantaggio, comincia questo secondo tempo in cui il Baldo vuole chiudere la partita. Il Santa Lucia che ha contenuto abbastanza bene dopo il gol
le sfuriate del Baldo. Adesso si lancia verso la porta avversaria con qualche azione e poco dopo, con l'azione successiva che vedete, arriva al pareggio. Conquista palla a centrocampo e si lancia bel passaggio per un attaccante che parte al limite del fuorigioco, spara una bordata che si infila alla sinistra della porta. Galvanizzato dal gol, il Santa Lucia continua con i suoi attacchi e dopo qualche azione va vicino al raddoppio. Salto Marco! Bravo! Ma verso la fine, quando ormai speravamo di portare a casa almeno il pareggio, siamo stati nuovamente colpiti. Discesa del Baldo, qualche passaggio e un tiro di un attaccante che colpisce il palo, la palla rientra in campo, sulla ribattuta c'è un tiro che butta dentro la palla e anche il nostro portiere. Dopo il gol nel tentativo di recuperare ci esponiamo al contropiede del Baldo. Riusciamo ancora ad essere efficaci verso la porta del Baldo. In questa azione ci andiamo veramente vicini, ma il pareggio non arriva, il tempo è poco. È finita! Tra le richieste della conclusione della partita della tifoneria del Baldo, il nostro portiere effettua questo ultimo lancio, poi sulla rimessa Poi su questa rimessa da fallo laterale l'arbitro fischia 3 volte e manda tutti a casa.